Il Veneto è in zona gialla e intende rimanerci. I dati sull'emergenza coronavirus continuano a dare segnali positivi e anche la situazione sanitaria è in continuo miglioramento. Lo conferma l'assessore veneto alla sanità Manuela Lanzarin. I parametri erano e sono tutti parametri da zona gialla, quindi ricordiamo un'incidenza bassa che è un parametro importante, 97 su 100.000 casi, le terapie intensive e anche l'area non critica il 15%, quando sappiamo il limite è del 30% per quanto riguarda le terapie intensive e del 40% per l'area non critica. RT a 0,95, un RT che comunque è sotto l'1 e che con l'incidenza dà un rischio basso. La Regione ha scritto al Ministero perché si arrivi a una modifica dei parametri riguardanti le fasce di rischio, in modo che si tenga maggiormente conto della situazione ospedaliera. Non abbassare la guardia, ancora molta responsabilità, attenzione ai comportamenti che diventano fondamentali. Assieme alla campagna vaccinale noi riusciamo a sconfiggere questo virus, riusciamo comunque a ritornare a una normalità se i nostri comportamenti sono comportamenti corretti, quindi igienizzazione spesso delle mani, evitare gli assembramenti, utilizzo corretto della mascherina. Nel frattempo decolla anche la campagna vaccinale. La macchina è lanciata, sta funzionando molto bene. Da ieri pomeriggio alle 16 abbiamo aperto al target, la categoria 50-59, quindi gli over 50. Ieri sera erano già più di 150.000 le prenotazioni arrivate. Poi partiremo con gli over 40, però non è escluso che alla fine partiremo anche liberi tutti, insomma, quindi anche con le altre classi di età e in più anche con la vaccinazione dentro le imprese.